La sezione di controllo della Corte dei Conti di Palermo ha emesso nel mirino la gestione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. In una lunga relazione depositata ai magistrati contabili sollevano 11 punti, tra cui presunti errori nella rendicontazione, la mancata corrispondenza tra i progetti realizzati e quelli presentati nel dossier di candidatura, all'assenza di controlli sui costi ritenuti inutili in un evento che ha mobilitato investimenti milionari. Nel mirino della Corte dei Conti ci sono anche alcuni costi non giustificati dai risultati e la mancata trasparenza, un lungo elenco di rilievi ai quali gli interessati sono stati chiamati a rispondere entro il 25 settembre prossimo. Il dossier lungo 144 pagine è stato trasmesso ai comuni di Agrigento, Lampedusa, al Parco della Valle dei Templi, alla Sovrintendenza, alla Fondazione Agrigento 2025. In alcuni casi si rileva come eventi molto costosi abbiano avuto una partecipazione limitata, ad esempio un progetto da 90.000 euro, IVA esclusa, con 1 migliaio di persone coinvolte. A fronte di questa analisi, la Corte esprime dubbi e incertezze sull'attuale ed effettiva realizzazione dell'obiettivo, cioè la promozione del territorio e l'integrazione sociale. Uno dei capitoli del dossier stilato dalla sezione di controllo guidata da Salvatore Pilato, riflettori puntati soprattutto sull'operato di Roberto Albergoni, che ha diretto la Fondazione dal settembre 2024. È stato Albergoni ad assumere con contratto a tempo indeterminato un coordinatore di progetti culturali, 3 curatori di manifestazione, ma la previsione, ricorda la Corte dei Conti, era di fare contratti a tempo determinato, tanto più che Agrigento sarebbe stata capitale della cultura solo nel 2025. Infatti, quando Albergoni si è dimesso, Giuseppe Parello, che gli è subentrato, ha fatto recapitare lettere di licenziamento con 6 mesi di anticipo per cessazione di attività. È necessario, scrive la Corte dei Conti, procedere a misure e soluzioni di efficientamento delle iniziative utili e idonee ad accelerare l'attuazione dei progetti, soprattutto quelli inclusi nel dossier di candidatura nella rimanente prospettiva quadritrimestrale, predisponendo contestualmente la pianificazione del procedimento di liquidazione della Fondazione, la quale cessa dal ruolo e dalle competenze effettive a chiusura del 2025. È opportuno che tra le misure e le soluzioni di efficientamento siano inclusi gli obiettivi della prevenzione dei costi inutili o diseconomici e della stabilizzazione e del consolidamento futuro delle iniziative progettuali che si sono rivelati idonee alla reiterazione a vantaggio dello sviluppo culturale, della crescita economica dei territori. Inoltre si legge: a conclusione è necessario procedere alla valutazione delle singole iniziative culturali, turistiche, artistiche e scientifiche attuate e in corso di attuazione al fine di verificare la sussistenza e la percezione dei contributi e vantaggi rilevanti o significativi nell'effettiva realizzazione delle finalità fondamentali dell'iniziativa Agrigento Capitale della Cultura 2025. In riferimento ai chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti su Agrigento Capitale Italiana della Cultura, il presidente della Fondazione, Maria Teresa Cucinotta, dichiara che alle osservazioni della Corte dei Conti risponderemo in maniera puntuale e dettagliata entro il termine che ci è stato dato, cioè il 25 settembre prossimo.